Partito. Allora è partito tu. Settembre 2013. Sta a fumare a Cantariglia. Hanno rotto i coglioni questi fumi. Che giochi sono questi dei fumi tutto il giorno, ma la gente deve andare a lavorare no, per i fumi, a fare fumate del cazzo. Sapete chi è? Forza. Si è fermato pure da culo. Ah, è cosa qua, quello che c'è il cane qua. Abita a Cantariglia. C'è il cane qua che abbaia tutto il giorno. E tutta la notte. C'è il cane che dovrebbe fare? Dovrebbe chiamare a me quando arriva qualcuno? Se lui abita da un'altra parte? Il cane abbaia, avvisa il padrone, no? Che stanno arrivando i ladri. Quello avvisa a me invece, che stanno arrivando i ladri a Mauro. Per potersi ammazzare per tutti quanti. Che possa venire una paralisi alla polizia a Cantariglia e a chi gli dà lo stipendio. Che fa ste stronzate. Andate a morire ammazzati. Fanno perdere i mesi, le giornate alle persone. Che fa queste stronzate e le vignotte vanno in giro a rompere i coglioni. Che sto a queste stronzate? Oggi è 3 settembre 2013, che bisogno c'è stato di fare questi lacrimogeni, andate a morire ammazzati giù il coso, sta lì sotto, alla sinistra, il cimitero. I figli di una mignotta. Ma quando è finito di rompere i coglioni? La sera venite qua con l'apparecchio, fate tutte queste stronzate. Ma non c'avete nient'altro da fare? L'Italia del cazzo. E fermati. Che sono queste stronzate? Che stanno a fare? I pomodori, le melanzane, a tutte loro qua, che è? De Riga. Si è trasferito qua De Riga. Con mia sorella abita là, di fronte, la prima casa di fronte. Non vede un cazzo. Pure mia sorella sta contro di me allora. Dovrebbe dire, l'ho visto, stanno a fare i pomodori, stanno a fare... Se non è un vulcano, che cazzo è allora? Sti spettacoli che so? Se non è un vulcano, a che cazzo serve tutto sto fumo qua? E questo sto a dire, non sto a dire. Sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo... Chi è che rompe i coglioni? Lo so. Come dici pure i passi. Mi scusi Presidente, non è tutta per questa colpa confusione, mia, tutto fumo, ma questa nostra l'apparecchio per patria non aria la so che notte, la cosa mattina sia. chiuso, ma Può chi darsi cazzo che è? mi sbagli e sia una bella idea, ma temo che diventi Vediamo, una poesia. Mi scusi Presidente, non sento un gran bisogno
dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno, in quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi Presidente, se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi, non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi Presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Che di cosa posso di marciare? C'è una moto strana. Cosa documentato? Non esiste. E poi toccando i voti, l'amante dei motociclisti e via, non esiste. Però non erano marziani che abbiamo incontrato. Ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato e anche troppo chiaro agli occhi della gente. Ha visto la moto, non mi ha visto chi la portava. E non funziona niente. Sarà che gli italiani per tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Tutti i giorni. Ma che piace? Scusi Presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire, ma a parte il disfattismo noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi Presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. Allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto, mi sbatto sulla faccia, cos'è il Rinascimento? Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese forse è poco saggio, ha le idee confuse, ma se fossi nato in altri luoghi poteva andarmi peggio. Mi scusi Presidente, ormai ne ho dette tante, c'è un'altra osservazione che credo sia importante. Rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino. Mi scusi Presidente, lo so che non gioite se il grido Italia Italia c'è solo alle partite, ma un po' per non morire o forse un po' per celia. Abbiamo fatto l'Europa, facciamo anche l'Italia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo, per fortuna purtroppo, per fortuna lo sono.